L'argomento di oggi ad Alla Catalla è il seguente: qual è il vostro desiderio più nascosto? Argomento originale, argomento originalissimo. No, veramente vogliamo sapere qual è un unico solo desiderio nascosto che avete. Se volete scriveteci anche così in maniera anonima, tanto non diremo mai nulla. Gli amici che hanno scelto l'Alla Catalla Official Fanpage e hanno cliccato su mi piace, ecco, sono 18.702. Ci sono molti più abitanti, per esempio, di Barrafranca. Sì, sì. 18.702, sono anche più abitanti di Fiumefreddo. Mi piace. Bene, se volete far parte anche voi del popolo di Alla Catalla, non dovete fare altro che entrare sulla official fanpage e poi cliccare su Mi piace. Vabbè, sei contento? Abbastanza. Ecco, direi, possiamo abbastanza. Sì, smetterla qui? Faccio mettere la cuffia ad un tenore che sarà l'ospite d'onore, insomma, di questa manifestazione, che si chiama Massimiliano Drapello. Buongiorno, ben arrivato a Catania. Lui arriva da Roma. Buongiorno Tino Pasqualino, come stai? Parla lì, tranquillo, com'è? Bene, tutto a posto? Bene. Ma te dove te viene di fare tra varietà e operetta? Da dove ti vieni? Di Toti Sapienza, diciamolo, eh? Ma viene, io non è che ho una grande cultura canora con l'operetta, però da qualche anno ho intrapreso questa strada, oltre al teatro, questo fascino dell'operetta e dei cantanti mi ha un po', come si Beh, anche perché lo sappiamo bene, no? Poi nel teatro spesso ci sono anche tanti attori che sanno cantare e poi si dedicano volentieri all'operetta, certo, sicuramente non a livello di un tenore come Massimiliano. Tu hai fatto un CD di brani inediti. Esattamente. È coraggiosa come scelta, però, in un'Italia che non compra la musica. Esatto, però siamo stati mossi da il desiderio di fondere degli stili. Chi è Nanù? Nanù è il ritornello che veniva in mente al compositore Marco Adami mentre era in studio, ma non riusciva ad andare avanti. Attenzione perché ecco, nonostante Fabio Formosa noi andiamo in onda, fottitine, te non de mano, scipolo, fai quello che vuoi. Al che andò fuori in una strada e con questo ritornello in mente si fermò per un bisogno fisiologico, questo devo dirlo. Sì? E sul muro di questa stradina Vicoletto, visto meno male che canticchiava sto Nanù, perché era scritto c'era quella scritta lì. Che adesso faccio vedere che noi siamo anche inquadrati da TV Catania, in questo momento sei anche in onda. Eccolo qua, c'è pure Tony Etna che lo farà vedere sul originale sul muro di Roma, vicino. E questo ha fatto il suo bisogno fisiologico con sto muro preciso? Sì, esatto. Ho capito, va bene. Se cercate dov'è questo muro? Dietro Piazza Venezia a Roma. Ecco, dietro il monumento di Altare della Patria, dietro Piazza Venezia, c'è questo muro, c'è scritto Nanù, pensate, il compositore ci ha fatto la pipì in questo muro. Massimiliano Drapello, Tino Pasqualino, mi raccomando, sabato e domenica vi aspettano al cortile Platamone tra varietà e operetta. Grazie, ciao. Grazie Fabio, grazie. Oggi è il ventennale purtroppo dalla morte di Paolo Borsellino, dall'attentato di Via D'Amelio, dove morì lui e ovviamente tutti gli agenti della scorta, e la cosa triste è che dopo 20 anni non c'è ancora un colpevole per questa strage, per cui sono 20 anni veramente di buio totale sulla giustizia e sulla legalità di carattere mondiale, secondo me, non è solo un problema italiano. Ciao raga, sono Daniele da Paternò, il mio sogno sarebbe di andare a Ferolona a buttare in aria una bancarella piena di spagnolette e aghi. No, questo è Senti, abbiamo un amico che si chiama Andrea Maniscalco che vuole diventare un pilota civile, il mio sogno da sempre, e spero di realizzarlo al più presto, il suo desiderio. Io per esempio al volante sono un pilota in civile. Ecco, e non è volante, solo al volante, non è un pilota volante, è un pilota al volante. È in civile per giunta. La solita cosa, premi la foto. Sì. Vai. Fantastico. Vuoi spiegare che cos'è il tracking veicolo? Credo che sia quel dispositivo che ti credo che sia segnala. già credo che sia è positivo quando fai una pubblicità di un'azienda, l'azienda è contenta se ti ascolta e dici credo che sia, ok, sei preparato, vai. No, perché non ce l'ho, quindi devo installarlo e devo andare a Ciracassello. Dillo che non ce l'hai, dillo. Ma dillo che non hai neanche un antifurto satellitare, dillo. Me lo hanno rubato perché lo avevo piazzato. Allora lo ripetiamo perché l'abbiamo già detto. Una volta Fabio Formosa sulla sua Corolla color champagne metallizzato grigio cangiante ha installato un
l'antifurto di un satellitare. certo livello, tra l'altro, non è che insomma. Beh, c'è scassata una macchina, si fottano l'antifurto, che era la cosa più costosa e che valeva assolutamente molto più dell'automobile. No, beh, insomma. Senti chi chiedere a 12 code che trasora, senti. Che meraviglia. Senti. Hai sentita? Eccola la tua? Magari. Cervo a primavera, Riccardo Cocciante e il Grace Time di oggi. E io rinascerò, cervo a primavera. Siamo tornati in diretta dal centro Sicilia con Alla Catalla che per un attimo si è trasformato in una sorta di trasmissione scientifica, perché abbiamo avuto l'opportunità e Tony Etna ne porterà le prove, perché abbiamo appena ripreso un insetto particolare. Mi garantisci che non è dannoso per l'uomo? Perché io sto facendo una ricerca in tempo reale. Allora io sto venendo adesso da fuori. Un acido, sto venendo adesso da fuori, abbiamo appena fatto l'esperimento, abbiamo fatto pungere una persona qui fuori e insomma non gli è successo niente, quindi va bene, è tutto a posto. Guarda, è quello là viola che sta camminando, quel signore viola. Perché quel signore viola? No, non è successo niente, credo che sia ustionato dal sole adesso. La volete smettere adesso? Però è un colorito strano, un violaceo, vabbè niente. Guarda che io l'ho toccato, l'ho preso con le mani. No, è quel signore, è quello che lo stanno portando a braccia, quello. Vabbè, dai. Cos'era? Un punteruolo rosso? È un punteruolo rosso, te lo confermo perché Confermato. ho visto le immagini su internet, quindi avevi ragione, è un punteruolo rosso. Senti, ma questa che è la canzone di Cireale? Sì, perché. Umoito! Buongiorno, voglio salutare mia nonna Margherita, la mia madrina e tutto lo staff dell'Hotel Sabbiadoro di Giardini. Ma la madrina è mamma Paola? Anche mamma Paola. La salutiamo? Sì. Ciao mamma Paola. Perché lui è un ascoltatore di quelli attenti, quindi insomma sa queste lui sa tutto cose. quanto. Poi Laura dice fare scomparire certa gente inutile dalla mia vita. Cioè che ci volesse un David Copperfield no Caraci per ogni famiglia italiana, veramente. Ognuno ha le sue persone inutili. inutili. Chiappo, dopo dice, ma fa scomparire Chiedo, ma fa scomparire l'agenzia delle entrate, per tipo esempio. Mandraghe. Concetto dice che tutto cambi in meglio, perché ultimamente mi finivo a leccare a Sadda. Federica dice manca Sadda c'è chiuso. Federica dice vorrei superare l'esame martedì che mi permetterebbe di partire un mese tutto pagato in Inghilterra, e allora metticela tutta, no? Complimenti. Torniamo domani, ma anche stasera alle 20 con la replica, domani invece dalle 11 in poi, sempre in diretta dal centro Sicilia e sempre in onda su RSC Radio Studio Centrale. Fabio Formosa e Giuseppe Castiglia. Alla Catalla, ciao, a domani. Addirittura